Siamo giunti alla sesta corsa, premio Carlo Mantellini, un bel miglio per 6, una categoria BC che vede al via Zinco Top, Zealand AS, Ferriboco, 1 Italia, Zlatan e Vandalo Joe. I favori in chiusura per Zlatan, Alessandro Gossadoro, numero 5, si avvantaggia subito Ferriboco che va a condurre nei confronti di Zinco Top, mentre in terza posizione ripiega Zealand AS, all'esterno subito Zlatan con decisione. In vantaggio Ferriboco che completa i primi 200 metri in 14 secco. Zlatan si impegna all'esterno, arriva al sediolo del leader dopo 300 metri di gara e si profila un quarto iniziale molto violento, 27,6 addirittura. A contatto cerca di rimanere Zinco Top, i primi due stanno spendendo veramente moltissimo, con Zlatan che insiste su Ferriboco che ribatte colpo su colpo. Se ne vanno i primi 600 in 42,1 addirittura. È veramente un ritmo da Gran Premio. Zlatan insiste, passa dopo 700 metri di gara e guida quindi al passaggio davanti alle tribune, 800 metri addirittura in 55,8, mentre avanza Zealand AS dalla terza posizione alla corda. Terza diventata quarta quando ha sfondato Zlatan che continua a fare ritmo. Intanto Zealand va su Ferriboco, il chilometro in 1:10,6 e passa in seconda posizione Zealand AS, crolla Ferriboco, mentre Zlatan è sempre in vantaggio al paletto dei 400 metri conclusivi con 4 lunghezze di margine su Zealand AS. Poi cerca di intervenire anche Vandalo Joe. Siamo sulla curva conclusiva, a metà della quale Zlatan è in netto vantaggio su Zealand AS, cerca di farsi luce all'interno anche Zinco Top. Completata la curva, ingresso addirittura d'arrivo con Zlatan in netta evidenza su Zealand AS. Poi c'è 1 Italia, ma Zlatan è imprendibile oggi, torna lo Zlatan migliore e vince nettamente nei confronti di Zealand AS. Al terzo è 1 Italia, 1:11,5. E non poteva esserci aperitivo migliore per il Gran Premio Riccardo Grassi di una prestazione del genere del derby winner Zlatan, che torna così alla vittoria con una prestazione monster. Vedete Alessandro Gossadoro, la pacca sul sedere a Zlatan che vince davvero da cavallo superiore, 1:11,5 con 2 curve di fuori, 3 curve di fuori anzi, considerando anche la prima, e una vittoria ancora nettissima sul palo. Secondo posto per Zealand AS con René Legati, sempre team Gocciadoro, mentre al terzo dovrebbe essere Zinco Top all'interno.